vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni, una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare. A Mario Valentini, commissario tecnico della Nazionale Paraolimpica, il premio Gino Bartali, un riconoscimento per i tanti risultati ottenuti in questi anni, un bel premio qui al Giglio d'Oro, un onore essere presente qui. Ma la prima volta che vengo in questa zona, anche se la Toscana la conosco tutta. Il Giglio d'Oro, quando mi ha telefonato Alfredo e mi ha detto bisogna proporre a un ragazzo che è andato veramente bene, dico per me è Farroni. Sono andati tutti bene, però Farroni ha vincendo 2 mondiali, una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, un secondo posto, è un ragazzo che si impegna, credo che la scelta della commissione è veramente fatta ad hoc. Ecco Valentini, l'appuntamento per la prossima stagione, l'appuntamento di quelli importanti, le Olimpiadi a Londra e la nazionale italiana è sicuramente pronta? Questa è una domanda che fanno tutti e io rispondo: Sydney 4 ragazzi, Atene 5, Pechino 6, le Olimpiadi andranno in 13, siamo in testa al ranking mondiale davanti a 42 nazioni e credo che sia veramente un risultato insomma, che nessuno si aspettava, però la squadra è veramente forte. Poi, come dico sempre, alla fine delle riunioni è tutto scritto, però ci saremo. Giorgio Farroni, 3 medaglie, 3 campionati del mondo, una medaglia olimpica nella categoria dei tricicli. Abbiamo sentito prima Mario Valentini, davvero la nazionale azzurra paraolimpica tiene alto il nome dell'Italia in tutto il mondo ed è ad oggi, ne parlavamo proprio prima, la nazionale più vincente. Tu sei sicuramente uno degli alfieri chiave di questa nazionale e chiudi una stagione anche quest'anno davvero ad ottimi livelli. Sì, con la nazionale abbiamo fatto un ottimo gruppo che appunto ci permette di raccogliere anche quello che seminiamo, nel senso che lavoriamo molto e praticamente facciamo una vita da professionista come fosse un professionista normale, quindi fortunatamente arrivano anche i risultati e ecco, da parte mia quest'anno al mondiale ho vinto il mondiale su strade e sono arrivato quarto a cronometro, quindi non mi posso lamentare, ho vinto il campionato italiano, quindi stagione da incorniciare, spero che la prossima sia altrettanto fruttuosa. E la prossima ci sarebbe da una sfida che si accende ancora di più perché le Paralimpiadi sono in Inghilterra e battere il tuo grande rivale in Inghilterra sarebbe forse il tuo sogno, no? Sì, già ho visto quest'anno che diciamo, il livello si è alzato e quindi non solo l'inglese diciamo, è alto livello. Però ecco, sicuramente sarà uno dei protagonisti David Stone e io sarò lì a lottare per rubargli la medaglia più importante. A Diego Ulissi il premio Gastone Nencini come miglior giovane professionista al termine di una stagione ricca di soddisfazioni a partire dalla tappa del Giro d'Italia e il Giro di Slovenia, insomma una grande 2011 che si chiude con questo importante premio. Sì, infatti, insomma, ringrazio molto Saverio Armagnini per l'invito e insomma, per il premio. E venire qui al Giglio d'Oro è sempre una grandissima soddisfazione. Ero venuto qua quando ero juniores, quando vinsi 2 mondiali, adesso ritrovarsi qui da professionista è ancora più prestigioso. Per quanto riguarda la stagione, diciamo, essendo il mio secondo anno da professionista non posso che ritenermi soddisfatto. È arrivata una bellissima soddisfazione la tappa del Giro d'Italia e anche le altre prestazioni sicuramente convincenti con la vittoria del Giro di Slovenia, insomma mi danno molta fiducia per gli anni che verranno. Ecco, a questo punto l'appuntamento è già fissato per il 2012, probabilmente ha già iniziato la preparazione in vista della nuova stagione. Quali sono i tuoi appuntamenti e cosa ti aspetti dal nuovo anno? Sì, siamo già iniziati a pedalare anche perché non sembra, però l'inverno diciamo, è corto, quindi rinizieremo a febbraio con le prime gare, cercando comunque di arrivare agli appuntamenti di maggio-giugno come quest'anno in una grande condizione, cercando di sfruttarla al meglio e niente, insomma
cerchiamo comunque di fare un altro passo in avanti cercando di migliorare questa stagione. Il Giglio d'Oro riservato alla categoria juniores va a Valerio Conti, una grande stagione, tanti successi, il quarto posto al campionato europeo e il successo, quello che diciamo ti ha portato ad essere il primo juniores in Italia. Una grande soddisfazione che ha portato anche una squadra come la tua davvero a primeggiare a livello nazionale. Per te un 2011 da incorniciare? Sì, davvero un 2011 da incorniciare, sono arrivati ben 11 successi e altri piazzamenti e sono davvero contento per questa magnifica stagione. E grazie alle numerose vittorie mie e di tutta la squadra anche la Guazzoni Coratti ha potuto vincere le classifiche di rendimento nazionale. È stata una stagione che è partita con buoni prospetti, ma tutte queste vittorie neanche io me le aspettavo. Sono venute e sono davvero soddisfatto per questo. Il prossimo anno sicuramente sarà un'annata più difficile perché passerò tra i dilettanti con la società Mastro Marco, tra le maggiori qui in Toscana. E spero di ottenere buoni risultati anche in questa categoria e magari un giorno ripetere le vittorie magari in un secondo anno da dilettante. E per questo sono davvero soddisfatto. Senti Valerio, qual è stata la vittoria più bella in questo 2011? Mi viene da pensare al successo a Pieve di Soligo, all'Internazionale di Solighetto, ma anche tanti altri. Per te qual è stata la più bella? Hai detto bene, sicuramente la gara a Solighetto era uno degli obiettivi principali. È arrivata una gran bella vittoria e comunque anche la 3-3 bresciana è stata una bellissima vittoria e anche che mi ha dato una grande spinta e motivazione è stata la vittoria in Germania con la maglia azzurra. Maglia azzurra che è mancata al campionato del mondo, forse un po' di rammarico, il commissario tecnico ha detto che il percorso non era adatto, ma avevi dimostrato anche al Giro della Lunigiana di avere una grande condizione di forma. Sì, il percorso ha avuto ragione, magari non era molto adatto a me, però magari potevo dare una grossa mano ai miei compagni di squadra, magari perché a cronometro mi difendo molto bene e potevo aiutarli ad arrivare in gruppo in volata, che avevamo buoni velocisti. È stato sì, è vero, un po' di rammarico, però non fa nulla, dai, è stata comunque una stagione ottima. In questa 38esima edizione del Giglio d'Oro un premio speciale è andato a Giuliano Galletti, un premio alla memoria di colui che è stato un giudice internazionale, e a Francesca Mannori che proprio, se non vado errato, lo scorso anno ha ottenuto la qualifica di giudice internazionale, prima donna in Toscana ad arrivare a questa qualifica. Un onore essere presente qui in questa importante festa di fine stagione, perché il Giglio d'Oro ormai è la festa del ciclismo italiano a fine stagione. Sì, è un onore, infatti ringrazio gli organizzatori del premio, devo dire che mi sento anche rispetto agli altri premiati, forse il premio è anche immeritato perché in realtà i veri protagonisti sono gli atleti e comunque li ringrazio di avermi onorato con questo riconoscimento e spero che, di meritarlo in futuro, nel senso, visto la mia carriera di commissario internazionale all'inizio, quindi più che per quello che ho fatto finora, spero di meritarmelo per quello che farò in futuro. Paolo Ignesti, presidente del CONI regionale della Toscana, e il Giglio d'Oro è un fiore all'occhiello di tutto lo sport toscano, anche se va a premiare i migliori ciclisti a livello nazionale, però il cuore pulsante di questa manifestazione è qui al ristorante Carmagnini del 500 ed è qui in Toscana. Certo, perché la Toscana, il cuore del ciclismo pulsa forte in Toscana e l'arrivo dei prossimi mondiali lo dimostrano. La conquista di questo grande appuntamento deriva proprio dalla grande passione e dalla grande storia del ciclismo toscano. L'appuntamento col Giglio d'Oro è un appuntamento che ha una forza soprattutto nella sua
nella sua storia, nel radicamento che ha avuto in 38 anni, 38 edizioni. Questo vuol dire che il suo patron, che è Saverio Carmagnini, e tutta l'organizzazione hanno lavorato tanto bene e sono riusciti a costruire un appuntamento importantissimo per il ciclismo internazionale. Riccardo Nencini, presidente del comitato regionale della Federciclismo Toscana, a celebrare, lo abbiamo ricordato anche in precedenza con gli altri ospiti, un fiore all'occhiello del ciclismo toscano, perché il Giglio d'Oro, giunto alla 38esima edizione, premia il ciclismo nazionale, premia i migliori ciclisti a livello nazionale, ma pulsa, il cuore pulsa in Toscana, in quella Toscana che si appresta ad ospitare i campionati del mondo del 2013 e quella Toscana che tanto ha dato al ciclismo nazionale e internazionale. 38esima edizione, penso sia il premio più durevole in Italia. In Italia nascono moltissimi premi ma muoiono molto presto. Il Giglio d'Oro invece ormai ha una tradizione che fa sì che sia tra i più antichi d'Europa, probabilmente il secondo in Italia. Quest'anno ottimi ciclisti come la norma, ma anche due toscani, Diego Ulissi che tra virgolette ho scoperto anch'io da ragazzino, aveva 13-14 anni e ormai si è fatto un grandissimo atleta, Visconti, poco toscano ma moltissimo toscano. Riccardo Nencini, l'appuntamento, l'abbiamo ricordato, è per il 2013 campionati del mondo. Anche come componente della giunta della regione toscana avete già iniziato a fare qualcosa per questo grande appuntamento, che è il più grande appuntamento che l'Italia si appresta ad ospitare nei prossimi anni. L'Italia non ha avuto eventi mondiali nello sport. Se dovessimo prendere le Olimpiadi nel 2020 sarà il massimo evento sportivo italiano nel decennio 2010-2020. Una grandissima occasione di conoscenza della Toscana e dell'Italia, dove questa fosse debole. La Regione ha già fatto la sua parte impegnando 20 milioni di euro, sta chiedendo ai comuni e alle province di fare la loro parte. Stiamo lavorando a un programma di eventi tra il gennaio 2012 e il mondiale, in modo tale da avere non soltanto il campionato del mondo, ma un anno e mezzo di grandi eventi gastronomici, sportivi, culturali, di collegamento al settembre 2013. Bene, torniamo un attimo al 38esimo Giglio d'Oro, che vive grazie all'anima di Saverio Carmagnini, che con tanta passione e con tanto impegno riesce a portare avanti da 38 anni questo importante premio. Beh, Saverio quando lo costruì lo fece assieme a vecchi atleti che avevano costruito la storia del ciclismo in Italia e in Europa tra il 1950 e il 1960. Ne ricordo due: Alfredo Martini, che c'è ancora oggi, Gastone Nencini, che non c'è più ma che con Saverio collaborò per costruire il Giglio d'Oro. La cosa interessante non è soltanto la durevolezza del premio, ma l'averlo mantenuto sempre su livelli molto alti, che è l'altra cosa complicata. Auguri Saverio. Giovanni Visconti vince il 38esimo Giglio d'Oro ed il premio anche per il successo nel campionato italiano. La maglia tricolore ormai è la tua maglia, l'hai vinta tante volte e quest'anno il sapore speciale di questo successo ottenuto nella tua Sicilia forse ha aggiunto ancora un pregio maggiore a questa importante maglia. Ma sì, questo è un premio importante, sicuramente è indice anche di una certa costanza durante la stagione. Anche quest'anno ho vinto 5 corse con il titolo italiano, è stata un'altra stagione importante per me perché con Cinto Citracca ho imparato molto. Adesso dopo 3 anni mi sento pronto al salto e ho semplicemente voglia di fare un certo tipo di gare. Purtroppo con dispiacere devo lasciare la mia squadra, la Farnese, per correrle, quindi sicuramente un pizzico di rammarico c'è, però insomma rimaniamo amici, la vita va avanti e la carriera ciclistica è una cosa, l'amicizia è un'altra, quindi speriamo di trovare un'altra bella stagione il prossimo anno e magari di ritrovarci ancora qui per questo premio importante. Lasci la Farnese, nuova squadra il prossimo anno, tanta voglia, tante ovviamente anche le motivazioni al vista di una nuova avventura. Sì, è normale che quando si cambia c'è sempre qualche stimolo in più. La squadra dove andrò a correre è una grande squadra, abbiamo già fatto un piccolo ritiro e per quello che ho visto può essere un ambiente adatto a me, quindi poi per quanto riguarda i programmi e tutto il resto sarà ancora
ci sarà ancora da parlare, ci sono altri grandi corridori in quella squadra e vedremo lo spazio che ci sarà per me. Ormai sei di casa qui al ristorante Carmagnini del 500 e credo che l'onore anche di essere premiato da Saverio Carmagnini sia importante, perché è un premio che va avanti da 38 anni questo. Sì, ho la fortuna di conoscere Saverio da qualche anno, di aver vinto questo premio 2 volte, di essere tornato qui altre 3 volte per quanto riguarda la maglia tricolore, quindi mi sento un po' di casa, però ogni anno è sempre un'emozione nuova e comunque un riconoscimento che ogni anno ha un sapore particolare. Saverio Carmagnini, ci ritroviamo qui al ristorante Carmagnini del 500 per la 38esima edizione del Giglio d'Oro. Ancora un anno, il 38esimo di questo premio che quest'anno premia nella sua edizione principale, quella che è arrivata alla 38esima edizione, Giovanni Visconti, campione italiano e autore ancora una volta di una grande stagione. Praticamente il nostro premio è un premio a classifica che rispecchia l'andamento dell'annata, quindi Giovanni Visconti vince questo premio per la seconda volta come classifica, ma quest'anno riceve un altro riconoscimento che è legato al suo campionato italiano e che quindi un doppio merito per quanto lo riguarda. 38 edizioni dove tutti gli anni comunque viene premiato, diciamo, gli atleti che nell'arco dell'annata si sono contraddistinti per le loro, diciamo, espressioni sul ciclismo. Giovanni Visconti non è l'unico premiato, infatti il premio per il miglior giovane professionista va a Diego Ulissi, poi il premio ad Alberto Contador come vincitore del Giro d'Italia, Cadel Evans, e poi un riconoscimento speciale alla nazionale paralimpica italiana che ancora una volta anche quest'anno si è dimostrata davvero un degno portabandiera dei colori italiani. Nell'ambito della nostra premiazione noi abbiamo dei riconoscimenti molto precisi. Uno riguarda la classifica, come dicevamo prima, per Visconti, uno riguarda il vincitore del Giro d'Italia, l'altro il vincitore del campionato italiano e poi la rivelazione fra i neoprofessionisti. Premi speciali sono dedicati a Bartali, quindi il premio speciale Bartali, e altri riconoscimenti comunque che noi facciamo, compreso il dilettante migliore d'Italia. Con questo panorama diamo un riconoscimento a una serie di categorie ma in maniera molto specifica. Quest'anno nel premio Bartali, appunto la nazionale, diciamo, di Valentini, che gli viene dato questo riconoscimento importante per i tanti ori che ha vinto. Come per esempio per Diego Ulissi, che riceve il premio Rivelazione dell'anno fra i neoprofessionisti in memoria al Gastone Nencini, e questo è anche per lui di buon auspicio, perché in genere chi vince questo premio vuol dire che è proiettato molto in avanti. Insomma, poi il campionato italiano, come ho detto, il Giro d'Italia per Alberto Contador, e poi anche l'altro premio internazionale dedicato a Franco Ballerini, quindi per Cadel Evans. E ricordiamo davvero l'ultimo che non avevo ricordato in precedenza, Valerio Conti, miglior juniores e miglior promessa del ciclismo italiano, in quanto miglior juniores a livello nazionale. Davvero un panorama completo su tutto uno scenario del ciclismo, sia professionistico e sia dilettantistico. Insomma, per il 38esimo anno si ritrova qui il grande ciclismo italiano, e non solo, a concludere questa stagione. L'auspicio è quello di continuare ancora negli anni. Sì, questo senz'altro, questo è un premio che è proiettato e non credo che si fermerà mai, perché nella sua semplicità credo che abbia un'espressione così precisa che credo che non dobbiamo assolutamente pensare di fermarsi. Non a caso siamo alla 38esima edizione. Mi viene da aggiungere una cosa, che il premio ci permette anche di dare dei riconoscimenti in generale, compreso quest'anno, dove si premia il ricordo di Giuliano Galletti, che è stato un giudice internazionale, ma nello stesso tempo viene premiato anche la Francesca Mannori, che è diventata come toscana giudice internazionale, per cui credo il premio è un riconoscimento a tutto quello che è un'annata con le massime espressioni che noi abbiamo e che noi vogliamo sottolineare.